Ciao a tutti, anche un parlerà del Resident Evil Village. In questo capitolo del Resident Evil sarà Ethan che mettite de banda e brutte esperienze che ha passato in Biohazard e che comunque venirà ricordate in due recap, han decide messo famea e noi paesi tranquilli in Transilvania. E se 6 minuti dopo che ha finito di senà, iria anche i nostri colleghi che coppa la nostra furna e porta via Nutter e la nostra accetta, ma del viaggio o il pulmi al gran incidente misterioso e Nutter si trova nel paese della Romania infestato da luftmanari e da una strana religione basata sulla Mother Miranda e su quattro ceci che dovrà occupare per poter ritrovare e salvare la nostra accetta. Contata su più o meno la trama, parliamo un po' della grafica e del level design del gioco. Gli ambienti, gli bei, specialmente nel paese e nel castello di Vitrescu, e poi la fabbrica in certe zone la gal so perché. La nef è bella e la maniera della sua pestare le faccia bene, ma quel che mi ha lasciato il più stranito è l'interazione con l'ambiente, che è limitata a uniche robe che si sposta o si rompe e che comunque che può vivere un'interazione col giocatore, che però è appunto limitata a tutto quel che serve per fare gota andal gioco, e è talmente limitata questa interazione che i sviluppatori gli ha segnato in salto quel che ti dovrà, in modo tale che ti capisci quel che ti può ciappare e quel che ti può rompere. Capitolo armi e roba che sapol dovrà. Gli armi che sapol dovrà saranno miatate e gli ha comprito al negozio del duca o sarà distribuite in vari siti come armi leggendarie che sapol sbloccare con di queste. I munizioni che sapol trovare in giro sarà poche e quindi finirà per comprare del duca o per fare su. Finito il capitolo principale si sblocca i minigiochi inutili nel quale recupera caterve dei mostri. Anderson insieme a Resident Evil Village le usure che sa lascia giocare bene, le però mia un horror, sì, al sarà qualche jumpscare, ma per lo più che lega i vari ambientazioni e l'indagine su quelle che gli abbia su di corpi e dei pensieri. Ambientazioni tra dei lur diverse, castelli e lumanari, cade bambole assassine, droghe psicotrope, una mega fabbrica del cyborg e una miniera con la sua diga, ognuna con un'ambientazione ben definita e caratterizzata sia nel level design che nel tipo dei mostri, tutto insieme però insomma un po' mesciot, e l'intreccio della trama altolmia a questa sensazione. Rioma adesso e critiche al gioco, almeno quelle dalla mia banda. A parte l'interazione limitata di ambienti, coi porti che sader fo a mo, con gli animazioni dei primi Resident Evil e la sensazione dei mesciot dei generi che una volta che si approccia con la trama, sempre la trama, la mia che la sabe poi se profonda, poi se i cattivi gli è caratterizzati, i boss fight gli è scarsi, nel senso che funziona tutti nella stessa maniera. Che qua pilaster e o roba Nutter che gira in giro o il boss che gira in giro, Nutter che cambia maniera di girare e se o sa colpesce si schiva i vari colpi. Menzione speciale di robe strane l'è però il protagonista al per la mano, ma boccetti da eder con acqua ossigenata ben dalla mano e le compagne de prima però per di 3D e gli amiate catch. Enigmi semplici, certe zone io trovate per caso perché ho piccato dei lampade e che era interazione mia perché ho trovato gli indizi che mi portale, o meglio trovai dopo. In conclusione, la mia è troppo complicata, le belle da ID, ma se cerchi un horror di qualche contrabbanda. Se gli giocate a Resident Evil Biohazard, di sicuro vi farà piacere vedere come la trama la va in avanti. Diversamente secondo me sapete trovare magari di gioco che con una grafica mia è bella ma con una trama faccia su un po' meglio. In conclusione, Bergen Boy approva però stavolta con la sufficienza.